Si attenua, anche se solo di pochi centimetri, la previsione di acqua alta per la domenica mattina a Chioggia. I ricercatori dell'ISPRA infatti hanno ridotto a 135 centimetri l'ipotesi di picco segnalata per le ore 8.50 di domani dal rilevatore di Vigo contro i 140 pronosticati ieri. Come è noto, a Chioggia anche 5 centimetri fanno la differenza da quando è entrato in funzione il Baby Mose, che protegge Ribavena e quindi anche il corso del Popolo e le Calli, fino a un'altezza mareale proprio di 135 centimetri sul livello medio del mare. La previsione per Venezia, invece, effettuata dal locale Centro Maree, parla ancora di 140 centimetri, sempre alle 8.50 di domenica 24 novembre. Sono transitate stamane per Chioggia circa 20 automobili da gara di marca Lotus, che hanno dato spettacolo in Corso del Popolo per ricevere ammirazione davanti al municipio. I loro piloti saranno impegnati domani alla finale dello Speed Championship lungo il circuito di Misano Adriatico in Romagna. Radunatosi stamane a Conselve, il corteo ha preso le mosse verso la Laguna Sud, dove con il patrocinio del comune sono stati in centro storico. Il tempo di una visita alle bellezze cittadine e di un pranzo a base di pesce e i conducenti delle Lotus si sono poi diretti verso Comacchio, penultima stazione del tragitto che li porterà a sfidarsi in campionato per l'ultimo round stagionale. Trambusto stamane nella marittima all'isola Saloni per la prova di evacuazione relativa alla nave passeggeri Jumbo Jet. Dai cantieri navali Vittoria di Adria sono partiti alle 10 alcuni pullman diretti al porto commerciale di Chioggia, dove alle 11 sono scese le comparse della prova. Dopo una guida a ciò che sarebbe avvenuto, alle ore 12 è iniziata l'evacuazione. Le operazioni si sono svolte nella massima normalità e senza alcun pericolo, tanto che hanno potuto partecipare anche i minorenni accompagnati. I cantieri Vittoria hanno poi offerto ai partecipanti un aperitivo a buffet per ringraziarli dell'insolita esperienza. Finalmente Chioggia ha il suo ospedale di comunità. È stata l'assessora regionale alla sanità, Manuela Lanzarin, a tenere a battesimo lo scorso giovedì i nuovi 12 posti letto previsti nel piano sociosanitario 2019-2023, emanato negli scorsi mesi dalla Regione Veneto assieme alle schede ospedaliere. La struttura trova posto al primo piano dell'ala sud-est del monoblocco degenze. Ogni stanza ha 1 o 2 posti letto, con soggiorno per il tempo libero, ambulatori medici e infermieristici. La promessa mantenuta ha riempito d'orgoglio l'assessora Lanzarin. Vengo molto volentieri a vedere le strutture che vengono realizzate dalle ULS per rispondere alle esigenze del territorio, ha detto. È il caso di Chioggia testimonia come questa regione abbia a cuore l'integrazione tra aspetto sanitario e sociale, evidenziata dal fatto che si sta promuovendo l'attivazione di strutture intermedie anche all'interno dell'ospedale, proprio per garantire meglio la continuità assistenziale. Fa eco il direttore generale dell'ULS 3 Serenissima, Giuseppe Dalben. L'ospedale di comunità è un segnale concreto. Stiamo lavorando infatti per dar seguito alle strutture intermedie necessarie ai pazienti non acuti, cioè che non necessitano più dell'ospedale ma che non sono ancora pronti a far rientro al proprio domicilio. È il caso di pluripatologie croniche o necessità di riabilitazione. Un esempio è la frattura di femore trattata chirurgicamente che necessita di ulteriore riabilitazione, oppure un paziente affetto da broncopolmonite che necessita ancora di terapia antibiotica endovenosa e controllo specialistico a breve termine. Soddisfatto anche l'assessore alle politiche sociali del comune di Chioggia, Luciano Frizziero. È incredibile come verifichiamo con mano, qui a Chioggia, l'avvio di servizi annunciati e attivati sempre puntualmente e realizzati in modo concreto e veloce. Parole positive anche dal sindacato Will Pensionati, che aveva raccolto anche 900 firme per la sua attivazione. Diamo atto al direttore generale Dalben di essere stato di parola, commenta il referente locale Elso Resler, ma adesso ogni sforzo deve essere rivolto anche al secondo motivo della petizione, e cioè la realizzazione dei posti letto di hospice.
A Palazzo Grassi ieri c'era tutta la chioggia che conta per la presentazione del progetto degli architetti Lorenzo Vianello e Paola Tuosto per riportare a nuova vita la Riva Vena, promosso dal Lions Club e dal suo presidente Luigi Ranzato. Tale è tanto l'interesse per il progetto di due architetti di stanza a Londra, coppia nel lavoro e nella vita, i quali, dopo aver operato in contesti quali Fuxas e Foster Partners, hanno conseguito diversi incarichi di rilievo tra la Cina e gli Emirati Arabi, la Danimarca e proprio la capitale inglese. Una sorta di agopuntura per Riva Vena, così era stata definita, che si sostanzia in parcheggi per biciclette, un prolungamento ciclabile, pannelli solari, torri di ricarica per auto elettriche, bike sharing che a breve sarà attivato dal comune e da SST nell'ambito dell'Interreg Sutra, bici che generano energia e interagiscono con l'utente nell'Internet delle cose. Per far fronte al poco verde, gli architetti provano ad aggiungerne ad esempio in fondamenta Marangoni e davanti a Palazzo Mascheroni Lisatti, attraverso zattere con vegetazione e spazio lounge chill out, oltre a isole galleggianti quale palco per spettacoli cui assistere dalle rive e dai ponti, oppure con giochi per bambini. Intento della coppia di professionisti è anche riprodurre il Festival della Luce di Amsterdam con l'utilizzo di effetti luminosi. Dal lato delle imprese, l'ex scuola media Pellico in Calle Filippini e proprio Palazzo Grassi, complice la Fondazione Clodiense, ospiterebbero incubatori di imprese, coworking e Fab Lab per produrre materiale con stampanti 3D e robot. Infine, l'ipotesi di lavoro annovera anche infopoint e stand di street food permanenti come la Sagra del Pesce. Un progetto che, promosso dal Lions Club, viene messo a disposizione dell'amministrazione comunale. L'assessora all'urbanistica Alessandra Penzo si è mostrata entusiasta dell'opportunità. È una fonte di illuminazione, prenderò tanto per la visione futura. Nel 2020 o al massimo 2021 sarà attivo un bando per supportare le imprese presenti. Già stiamo recependo, dice l'assessora, le indicazioni degli esercenti. Poi arriverà la ZTL, perché una città senza auto è una città migliore.